Presidente Federica, molta gente ha scelto di venire a Friuli Doc e non a seguire altre cose. Sì, sono orgoglioso, hai detto durante l'inaugurazione, qualcuno si fa 3 ore per andare da Starbucks, qui invece sono migliaia di persone che vogliono mangiare i prodotti tipici friulani, che vogliono assaggiare la qualità e che vogliono anche, devo dire, divertirsi conoscendo la città e conoscendo le nostre tradizioni e la nostra identità. E di questo ne sono orgoglioso e anche i numeri dell'inaugurazione fanno sperare a veramente una partecipazione straordinaria. Le ricerche confermano che il 23% delle persone scelgono dove andare rispetto a quello che mangiano. La qualità del prodotto che possiamo offrire in Friuli Venezia Giulia è unica a livello nazionale, devo dire anche internazionale, e quindi dobbiamo sfruttare questa grande qualità che abbiamo per attirare persone, quindi creare economia, creare lavoro e creare ancora più sviluppo nella nostra regione. 3, 2, applausi! Primo colpo! Assessore Zagni, l'ERSA ha un grande ruolo in questo Friuli Doc. Assolutamente sì, un ruolo che ha da tempo ma che si evolverà nel tempo. In effetti quest'anno sarà l'ultimo anno della partecipazione diretta nella parte della promozione, ma non sarà certo l'ultimo anno nella partecipazione invece in tutto quel processo di garanzia della qualità dei nostri prodotti, dove ERSA sarà sempre più impegnata per far sì che quelle che sono le nostre eccellenze possano continuare a mantenere quei livelli di garanzia rispetto alla salubrità, rispetto alla qualità e rispetto quindi alla possibilità di dare un valore aggiunto anche ai nostri territori, che deve assolutamente avere un ente come ERSA. Non a caso la Regione ha trasformato l'assessorato alle risorse agricole in agroalimentari. Sì, questo è un messaggio chiarissimo perché dobbiamo renderci conto che è troppo riduttivo parlare solamente di agricoltura, quando invece l'agroalimentare assume dei contorni che possono essere la base sulla quale costruire poi anche molte altre iniziative. Possono essere iniziative di tipo turistico, ma possono essere iniziative che riescono a qualificare l'intera regione Friuli Venezia Giulia come una regione che produce qualità, una regione dove la qualità è di casa. Assessore Vigni, una grande festa, Friuli Doc ha una grande valenza anche sotto il profilo turistico oltre che economico. Ma assolutamente sì, guardate, una cosa per tutte, l'importante è guardare oggi Udine, la piazza di Udine, migliaia di persone che si sono riversate nel centro storico di Udine per dare il benvenuto a questa importante edizione di Friuli Doc, all'insegna dello sport, dei nostri campioni regionali, della nostra cucina e della nostra enogastronomia nel suo insieme, quindi una bellissima festa ricca di qualità e eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Una tappa di una regione che rafforzerà la sua promozione nel settore agroalimentare unendola a quella turistica. Ma assolutamente sì, il Friuli Venezia Giulia è una regione assolutamente unica, non lo dico per partigianeria, lo dico perché le eccellenze che abbiamo nella nostra regione poche altre regioni ce l'hanno. Noi dobbiamo essere consapevoli di una cosa, il turismo deve e può rappresentare un'attività produttiva importantissima, in grado di rappresentare non solo una percentuale alta del prodotto interno lordo, ma anche una forza occupazionale enorme. Bisogna crederci, bisogna crescere, bisogna evolvere, bisogna guardare al futuro, insomma gli ingredienti li abbiamo tutti.